Ben ritrovate cattoliche dintorni. Una giornata intera dedicata al tema della legalità, prima con Don Ciotti e nel pomeriggio con esperti e docenti per celebrare i 10 anni di attività del Centro Studi per la Legalità. Vediamo insieme il servizio. Una giornata dedicata ai giovani, i valori da trasmettere loro per educarli alla legalità, giustizia e pace. Protagonista della mattina di venerdì 2 dicembre è stato l'ospite Don Luigi Ciotti, grande simbolo della lotta alla criminalità organizzata e l'ingiustizia. La legalità deve essere uno degli obiettivi, ma non è l'obiettivo, perché non è neppure un valore, un prerequisito per raggiungere un altro obiettivo che si chiama giustizia, e la prima dimensione della giustizia è la prossimità, la seconda è la giustizia sociale. La legalità è questo strumento, non è il fine ma è un mezzo per raggiungere la giustizia. Oggi la legalità ci ricorda che deve essere la saldatura tra la responsabilità, cioè l'io, il nostro metterci in gioco, e la giustizia. Molti confondono la giustizia con la legalità, molti sbandierano la legalità e quella calpestano tutti i giorni. Oggi c'è una legalità molto sostenibile e molto malleabile, se mi conviene rispetto alle regole, se non mi conviene non le rispetto. C'è molto individualismo ed egoismi sociali che sono preoccupanti. C'è soprattutto un coma etico che ha favorito tutto questo un po' nel nostro paese. E se voi assommate l'evasione fiscale, la corruzione pubblica, il riciclaggio, forme di lavoro nero e i proventi presunti della mafia, sono circa 560 miliardi di euro che noi dobbiamo restituire alla collettività con leggi attente, precise, con controlli, e quindi lì si deve andare a prendere i soldi innanzitutto per le fasce deboli e per dare più dignità anche ai giovani, 2,5 milioni di giovani che cercano lavoro. L'aula polifunzionale era pienissima, studenti delle scuole superiori e universitari hanno ascoltato con attenzione e ammirazione le parole di Don Ciotti, fondatore di Libera, che unisce 1600 associazioni impegnate nella lotta alla mafia. Il problema è darsi da fare tutti, andando di là dell'individualismo e del personalismo. Per me è importante il noi. No, il noi. Libera è un coordinamento di 1600 associazioni nazionali. Io sono qui, ma sono qui con nella mia testa l'impegno e la generosità di tante altre persone, se no non sarei assolutamente qui. Sono anche qui per dire che la speranza oggi vuol dire giustizia sociale, che la speranza, quella terrena, oggi vuol dire offrire opportunità. La speranza oggi vuol dire, o meglio, ha il volto di progetti concreti. Cioè la speranza ha bisogno di essere di tutti, non è quindi la speranza solo di qualcuno. Noi abbiamo avuto la corruzione della speranza nell'arco di questi anni. Mamma non capasso io sta freddi mi già sin dall'ossa. A concludere la giornata un altro incontro per educare alla legalità, una tavola rotonda coordinata dal professor Gabrio Forti, giurista e criminologo dell'Università Cattolica, al quale abbiamo chiesto se in un futuro potrà esserci una via d'uscita dalla corruzione e l'ingiustizia. A due livelli, innanzitutto convincendosi e convincendo l'opinione pubblica, la società della gravità del problema e dei danni che comporta, anche danni che hanno a che fare con l'attuale crisi economica in cui versiamo. A secondo livello con una serie di riforme di tipo legislativo che sono state da anni proposte dagli specialisti e mai adottate, quindi ci vuole una forte volontà politica, una base culturale e poi dare luogo a queste riforme che però se non hanno alla base questa mobilitazione culturale non vanno avanti. Gian Giacomo Schiavi, giornalista del Corriere della Sera, ci ha spiegato qual è il ruolo dei mass media nell'educazione alla legalità. Innanzitutto cercando di raccontare il vero e non il verosimile, e soprattutto facendo uno sforzo per cercare di chiedere
chiedere, continuamente chiedere, un po' come fa Milena Gabanelli nei suoi servizi, cioè andare e non fermarsi mai davanti a nessuno e soprattutto bussare a tutte le porte, anche perché siamo disseminati di piccole bombe di illegalità e dobbiamo cercare di sminare un pochettino questo percorso. Il giornale ha anche questa funzione, che è una funzione, oltre a quella di dare le notizie, anche una funzione educativa. Intrecciare reti di qualità, è stato questo il tema indagato durante un convegno promosso dalla Facoltà di Scienze della Formazione. Vediamo il servizio. La vocazione di Brescia è una vocazione pedagogica e l'attenzione che ha mostrato nei confronti dell'infanzia nel corso dei secoli, direi, è stata sempre viva e attuale. Quindi l'Università Cattolica ha pensato di poter avviare un nuovo filone di ricerca sull'infanzia anche alla luce delle modificazioni socio-culturali che si sono verificate in questi ultimi anni. Abbiamo scelto di declinare il tema del benessere del bambino e della qualità anche della vita rispetto al tema della rete, perché oggi rappresenta una sfida su tutto il territorio nazionale, ma molto sentita anche a livello europeo, perché stanno mutando molto i bisogni delle famiglie, ma anche di conseguenza le necessità dei bambini, bisogni che poi vanno declinati in termini di flessibilità dei servizi, nuove tipologie di servizi, ma soprattutto la vera sfida oggi è quella di integrare i servizi tra di loro sul territorio, sotto tanti punti di vista, non ultimo, anzi primo, quello educativo. L'integrazione dei servizi rappresenta anche un elemento di qualità per la crescita dell'infanzia. Dottor Sacchetto, le va di presentarci la vostra iniziativa Infanzia in Europa. Di che cosa si tratta esattamente? Allora, rapidamente possiamo dire che è un'occasione per non lasciare impigrire il pensiero e per evitare di essere autoreferenziali, quindi un'occasione per guardare fuori, che vuol dire in Europa, ma non solo in Europa, cosa succede nelle politiche educative. Quindi questo è un modo per offrire alle insegnanti un'occasione formativa che sta nel guardare fuori dal loro orticello, attraverso un sito, Infanzia in Europa, che significa e che si propone come occasione non per occupare la rete e cercare informazioni, o non soltanto per questo, ma invece per abitare la rete ed esercitare il pensiero sulle cose che la rete è in grado di offrire. E ora ascoltiamo da Silvia qualche consiglio sui libri da regalare per la Santa Lucia. Margherita Hack è una grande astrofisica che ha deciso di spiegare ai bambini che cosa sono le stelle. La scienziata ci fa volare alto nel cielo per mostrarci di che cosa sono fatti questi puntini che brillano nel buio e perché sono così importanti. Hack cerca di trasmettere ai piccoli lettori la curiosità e la passione per un posto così misterioso e affascinante come l'universo. Infatti tutti gli esseri viventi e non viventi sono fatti delle stesse sostanze delle stelle, e cioè idrogeno, carbonio, ossigeno e azoto. In questo libro Margherita Hack insieme a Gianluca Ranzini spiegano in maniera semplice ma intrigante che cosa accade sopra le nostre teste e intorno al mondo. Questo è Tutto comincia dalle stelle di Margherita Hack e Gianluca Ranzini.
La saga fantasy del ciclo dell'eredità di Christopher Paolini si conclude con questo volume intitolato Inheritance, che segue ad altri 3 volumi che sono Eragon, Eldest e Brisingr. I volumi raccontano la storia di Eragon, un giovane contadino che un giorno nella foresta trova una pietra blu che scoprirà solo dopo essere l'uovo di un drago, Saphira. Insieme partiranno per lunghe avventure per proteggere la terra della Ghesia dal terribile re dell'impero, Galbatorix. Ce la farà alla fine Eragon a vincere una lunga battaglia di 4 volumi? Questo è Inheritance di Christopher Paolini. Questo libro di Mireia Trius e Oscar Julve, che cercano di spiegare concetti di geometria, matematica e scienze ai bambini dai 4 anni in su. I 2 autori cercano di spiegare ai piccoli lettori le unità di misura. Per esempio, quanto è lungo un centimetro? Forse è la lunghezza di una mosca o lo spessore di un asparago. E 100 metri sono 2 aerei, 2 Boeing 747 allineati uno dietro l'altro. Insomma, tanti esempi semplici e divertenti per far ricordare ai vostri bambini le unità di misura. Questo è 3 tappi e un barattolo di Mireia Trius e Oscar Julve. Classico in formato pop-up di Robert Sabuda, La Bella e la Bestia. Questa fiaba è ancora prima il cartone, fu scritto da Jean-Marie Le Prince de Beaumont. La protagonista è Belle, una ragazza sognatrice e grande lettrice. Suo padre Maurice verrà imprigionato nel castello di una bestia feroce. Belle chiederà, per liberarlo, di prendere il suo posto. Saranno la sua bellezza e semplicità a far cambiare il carattere della bestia e farla innamorare di lei, fino a quando lui diventerà un bellissimo principe. Questo è La Bella e la Bestia di Robert Sabuda. Anche per questa puntata è tutto, vi do appuntamento la prossima settimana, il sabato alle 20:45. E per chi volesse rivedere i nostri servizi, sono disponibili su YouCut. Grazie per essere stati con noi.